Let's go! Ex stadio Isarenas di Cagliari, del Cagliari Calcio, perché qui siamo a Quartu Sant'Elena. Che disastro, che macello, che vergogna. Avevamo uno stadio qui a Quartu Sant'Elena e adesso è diventato un selvaggio abbandonato. Che schifo, che vandali. Quartu stava diventando una città importante dove tutti i tifosi del Cagliari venivano qui a vedere ogni domenica o sabato la partita del Cagliari. Adesso è diventato tutto una sporcizia. Adesso andiamo a vedere tutta la sporcizia che è rimasta. Non ci posso credere. Andiamo, vai, let's go. Guardate. Ma che cos'è? L'hanno lasciato tutto in mezzo alla vegetazione della natura. Che gratitudine. Che schifo. La tubature contro tubature. Poi cosa c'è? Ci sono delle... come si chiamano queste strane cose? Come si chiamano? Quelle che si mettono nei tetti. Che poi che cosa se ne fa dello stadio di questa cosa? Non ci ho capito proprio un bel niente. Guardate, tutti i pallet, quelli che usano andare a skateare. Poi guardate, pezzi di palle di legno. Guardate, bidoni contro bidoni. Non ci posso credere. Che disastro. Questo era un progetto per lo stadio nuovo di Cagliari, provvisorio, che l'avevano deciso di farlo qui a Quartu, che si chiama lo stadio Isarenas. Un lucchetto ce l'ho messo. Vedi, divieto di entrare.
Ma che cosa servirebbe ormai? L'hanno tutto abbandonato. Ci devo documentare. Ah, guardate. C'è scritto Isarenas. Vedete che progetto dovevamo fare? Questo è il progetto. Il nuovo stadio Sant'Elia. Però adesso l'hanno chiamato Stadio Sardegna Arena. E questo è il progetto su Quartu. Che disastro, guardate che progetto carino. Qui che cosa c'è scritto? No, non c'è niente sul Cagliari. Adesso io provo ad andare più avanti a vedere. Ah, ecco qua, lì c'è l'entrata, andiamo subito a vedere. Vedi, ci hanno messo le ferriate proprio in acciaio, come c'è nello stadio Sant'Elia di Cagliari, e l'hanno costruito qui. Guardate come è diventato lo stadio nuovo di Cagliari su Quartu. Qui giocavano tutti i calciatori più importanti d'Italia, tipo Buffon, ha giocato Francesco Totti, ha giocato altri giocatori importanti anche del Cagliari. E guarda cosa è diventato: una vegetazione di erba alta, c'è spaglia, e mi pare che c'è anche la porta dove ci ha messo il piede tutti i giocatori più potenti. Chi c'è di giocatori importanti che a voi vi piace, ragazzi? Facciamo un caso, vediamo poco a poco. Vediamo un po'. Minchia. Io, ragazzi, il calcio io non lo sto più seguendo. E pensare che qui Cagliari giocava nel 2015, mi pare. 2015. Non mi ricordo più, dopo 3 se c'è qualche cartello. Non mi ricordo più, ma penso che sia 2015 o 2013. Però guardate che disastro. Io qui venivo a fare atletica ed era molto carino. C'era tutto il campo bello con l'erba. E invece dopo che hanno abbandonato lo stadio, perché il sindaco ha avuto dei gravi problemi e quindi qui il Cagliari non gioca più, e quindi ha dovuto abbandonare completamente lo stadio stavo dicendo Sardegna Arena, lo stadio di Isarenas di Cagliari. Adesso andiamo subito a vedere d'altra parte che cosa potremo trovare. Ora ci stavo sbilanciando. Aspetta poco a poco, torno subito. Guardate, vedete, guarda. Continua sempre il recinto dello stadio. Guardate, ma stiamo scherzando. Tutto abbandonato. Questo è il vecchio nostro sindaco. Che Mauro Contini ha fallito e ha dovuto di nuovo ricostruirlo di nuovo in casa sua, e quindi ha fallito. Adesso andiamo a vedere più avanti cosa possiamo trovare. Magari si potrebbe bucarci dentro, non so, si può entrare dentro a visitare, perché scavalcare qui non si può perché è vietato. Sì, perché ti prendi una multa, ma dato è abbandonato, che cosa ne importano. Comunque andiamo a vedere dall'altra parte. Guardate com'è qui c'era, ragazzi, c'era la scalinata, c'era la curva sud o curva nord, e guardate come è diventato. È spuntato un albero in questi 4 anni, 5, che cos'era? Questo è il lampione dello stadio, sempre funzionante, abbandonato, e il sindaco
dell'UNAS non cerca di fare un progetto nuovo, magari lo stadio di Quartu, invece no, abbandonato. Io qui ci venivo. Ecco qua, questa era l'entrata dove le persone facevano la fila per entrare allo stadio. Non ci posso credere, guardate, è spuntato anche un albero qui gigante, sì, in mezzo all'entrata. Qui facevano i controlli, chi aveva il biglietto, e qui si entrava dentro lo stadio. Vedete, lì c'è anche la porta dove giocava Buffon, quando veniva per la prima volta qui a Cagliari. E chi era il portiere del Cagliari? Che ha vissuto per un anno intero giocando qui. Non ci posso credere. Che disastro. Che disastro. Guardate, noi qui possiamo uscire dallo stadio. Usciamo dallo stadio? Usciamo dallo stadio. Ecco qua. Chiudiamo lo stadio. Ciao, grazie. Grazie della partita. Ma che cosa? Grazie della partita. È tutto abbandonato. Porchi! Non avete rispetto. Ma guarda, non c'è rispetto. Tutto abbandonare. Si può entrare dentro? L'hanno chiuso lo stadio. Così vorrò visitare un po' in mezzo alla vegetazione che cosa troviamo. Minimo tutte siringhe. Guarda, qualcuno ha cercato di sfondare per entrare là dentro. Andiamo subito a vedere, andiamo subito. Guardate, vedete? I vandali volevano entrare, bucavano da qui, da questa ferriata che hanno messo, però alla fine come cavolo fanno? È impossibile entrarci, a meno che ci può entrare qualche gatto, qualche cane, per visitare, per esplorare questo campo che ha giocato il Cagliari. Qui c'è il coso dei cellulari, perché? Se proseguiamo, però, indovinate, non ho ancora riuscito a trovare nessun cartello che si possa entrare. Vedete, l'hanno proprio chiuso completamente per far entrare i ragazzi. Dallo stadio ex di Cagliari, del Cagliari Calcio, stadio Isarena di Quartu Sant'Elena. Sono qui, Andrew Pepper, esploratore di Misteri Sardegna, a visitare lo stadio abbandonato. Facciamo un altro giro e finisco qui la produzione. Andiamo. Ecco, vedete, io qui venivo, vedete, io qui correvo facendo atletica. Non ci posso credere, tutto abbandonato. Non ci posso credere. Vediamo poco, guardate, no. Qui c'entravano tutti i calciatori. Allora, poco, c'è scritto. Aspetta, però diminuisco zoom. C'era scritto Arras Delirio Tocco. Però qui
la coltivazione è sempre intero. Certo, si sta abbandonando piano piano, si sta abbandonando piano piano. Cioè, guardate che casino, guardate che disastro come è diventato, non ci posso credere. Lì c'è il capannone, lì c'era il capannone, lì c'era, ragazzi, la tribuna. Lì c'è scritto qualcosa, c'è scritto qualcosa, c'è un cartello. Allora, c'è scritto: comunicato, la Tepiense Quartu riprende i corsi attività fisica all'apertura adulti. Ah, parla di quel campo che c'è là di Quartu. Comuni Quartu Sant'Era assessorato allo sport, impianti sportivi comunali di Isarenas. Cioè, non c'è più un avviso sul Cagliari, sullo stadio Isarenas di Cagliari Calcio. Che vergogna. Ah, là, lì c'è un pozzo, lì c'è un pozzo, non si può entrare, andare a vedere perché hanno tutto chiuso. Che vergogna. Io, ragazzi, sono senza parole, ragazzi. Dai, spero che questo video vi sia piaciuto, per far vedere come è diventato lo stadio ex di Cagliari, che prima era il nostro campo di Isarenas di Quartu, dove giocava il Quartu 2000 giocava. Adesso è diventato tutto abbandonato, ragazzi, tutto abbandonato. Mettete un bellissimo like se vi è piaciuto, e iscrivetevi nel mio canale Andrew Pepper, esploratore di Misteri Sardegna, e ci vediamo alla prossima, ok? Ciao ragazzi, dai, buon pranzo, ci vediamo alla prossima, che io sono rimasto dai lusso. Ciao, let's go. Ciao, Andrew, fine.